Carissime concittadine e carissimi concittadini, ma soprattutto carissimi sinfonici del Friuli Venezia Giulia, un grazie veramente di cuore a nome di tutta la città, della città di Udine, voi maestri, musicisti, per aver voluto spontaneamente offrire alla nostra città in questa occasione così importante un concerto libero, e voi cittadini e cittadine così numerosi che avete saputo appunto capire il significato di questa giornata e anche del gesto che questi musicisti stanno facendo. È vero, come è stato detto prima, è una grande perdita per la cultura non solo della città di Udine ma di tutta la regione, di tutta Italia, perdere un'orchestra sinfonica poi come questa, che da molti anni aveva costruito uno spirito, una personalità. È stato un gesto molto grave, molto affrettato. Noi come amministrazione comunale siamo stati gli unici di tutta la compagine a opporci a questo scioglimento, abbiamo votato contro, ho votato io contro, e ho subito dichiarato il mio sostegno a proseguire e fornire le possibilità per questa orchestra di continuare a suonare. Io sono certo ci sono queste condizioni, c'è bisogno, è un dovere per la nostra regione, per tutti, sostenerli. Io spero si potrà farcela, anche se effettivamente per loro quest'ultimo anno è stato un anno veramente molto difficile. Veramente meritano il nostro sostegno, perché il loro entusiasmo, come abbiamo visto, non è scemato, la loro generosità nei confronti della città, della nostra regione è semmai cresciuta. Penso che dobbiamo restituirgli questa generosità. Da parte nostra come amministrazione comunale saremo sempre vicino al loro fianco. Saremo sempre vicini a loro, e io spero che potremo appunto un giorno molto prossimo potremo appunto di nuovo essere sicuri, certi di avere un'orchestra come la loro. Oggi è il 2 giugno, è la festa della nostra Repubblica, 2 giugno del 46, data del referendum, data nel quale nasce, è stata sancita la nostra Repubblica. Ricordiamolo, è stata la prima volta che in Italia hanno votato le donne, per esempio, e prima di allora non avevano il diritto di voto. È stato proprio con il 2 giugno del 46 che veramente si è completato quel percorso che è iniziato con il Risorgimento, lungo tutte le guerre risorgimentali, attraverso la prima guerra mondiale e soprattutto poi attraverso la lotta di liberazione contro il nazifascismo. Il 2 giugno 46 è nata la nostra Repubblica italiana, la nostra Repubblica unita. In un momento anche complesso e difficile come questo dobbiamo riaffermare questi valori, e io ringrazio questi maestri e questi musicisti straordinari per averci regalato questo momento, che è anche un momento di grande senso civile. Viva l'Orchestra Sinfonica del Friuli, viva la Repubblica Italiana!